Quasi 7.000 bambini in tutto il Veneto, esclusi in questo avvio di anno scolastico da asili nido e scuole materne perché non vaccinati, come richiede la legge Lorenzin. E la Marca trevigiana è seconda per numero di inadempienti, secondo i dati delle aziende sanitarie, ben 1.373. 662 bambini tra gli 0 e i 3 anni e 711 tra i 3 e i 6. Noi abbiamo insieme alla fascia pedemontana, noi siamo quelli più colpiti dai rifiuto delle vaccinazioni. Perché? Perché all'interno di questa fascia stanno lavorando molto dei medici Novax, cioè dei medici che sono contro le vaccinazioni. Noi cerchiamo di sensibilizzare la popolazione, sensibilizzare le mamme, i nostri pediatri, i nostri medici andranno nelle scuole a spiegare e alle famiglie a spiegare quanto importante sia vaccinarsi e perché ci si vaccina, però purtroppo noi siamo la realtà insieme appunto all'area del Bassanese più colpita. Sul fronte Novax la Marca si conferma ancora zoccolo duro, in particolare nella fascia della Castellana e della Pedemontana. Evidentemente un medico Novax richiama intorno a sé altri colleghi che la pensano nello stesso modo. C'è ancora molto da fare dunque, secondo il direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana, per far sì che questi numeri si ridimensionino. Se ne può uscire creando una cultura diversa, facendo capire alle mamme che il vaccinarsi non è un pericolo, ma è aiutare a prevenire delle malattie che possono loro essere un pericolo per i loro figli. Quindi io credo che la strada sia quella della sensibilizzazione e comunicazione.